Buongiorno e bentrovati sulla rassegna stampa di TG Plus, edizione di Venezia. Andiamo a vedere subito, a partire dalla nuova di Venezia e Mestre, che cosa scrive il giornale veneziano. Sentenza Eraclea, questa è la notizia che impera un po' in tutte le pagine dei giornali di oggi, in modo particolare in questa. Non fu mafia, ma le pene sono pesantissime. A Luciano Donadio, 26 anni, assolto però l'ex sindaco di Mestre, il procuratore aggravante, ma non associazione. È da capire, l'ex sindaco di Mestre, molta sofferenza, scritto in tanti altri giornali. La Cassazione ha stabilito la situazione mafiosa e i sindacati confermano che i lavoratori sono vittime. L'autostrada del mare andrà al consorzio SIS. Questa è una bella notizia, notizia interessante. Il ticket d'accesso, il comune, numero chiuso è impraticabile. Il nuovo stadio, gara sospesa perché mancano i fondi statali, scatta il piano antispaccio, fermeremo i consumatori. Così varie notizie che rimbalzano sulla prima pagina della nuova di Venezia Mestre. Una piattaforma mangia rifiuti per il Canal Grande diventa molto interessante come notizia da capire e da dipanare. Il Gazzettino batte anche su Eraclea, maxi pena per il boss, estorsione, usura, Donadio condannato a 26 anni, ai figli 6 anni, 5 anni e 8 mesi, esclusa l'associazione mafiosa ma riconosciuto il metodo mafioso per alcuni reati commessi. Lavoro agile per i fragili, governo verso la proroga ma c'è il nodo dei costi, ministro Zangrillo, pandemia finita, via l'eccezione per i genitori di under 14, si va avanti. Vedete che anche qui l'ex sindaco assolto, ma quanta sofferenza. Questa è una notizia che rimbalza un po' dappertutto. Veneto, sicurezza stradale, sono i giovani a insegnare le regole. Sul Corriere del Veneto, dure condanne ma non per mafia. Vedete la sindaca di Eraclea, lei si è sempre battuta per l'immagine del suo comune, continuerà a batterlo, l'ha fatto per molto tempo anche in consiglio comunale. PNRR da rivedere, vertice Zaia Fitto, checks sui progetti. Nella fotonotizia invece questo imprenditore pirtegino che propone alla regione l'insetticida vegano, gli utili che vadano alla ricerca, e la pista da bob per i giochi con un conto che sale a 125 milioni, che non sono bruscoline. Corriere Imprese, la transazione doppia, si parla ancora di tecnologia e andiamo a vedere la prima pagina invece di Venezia per quel che riguarda TG Plus. Vedete questa notizia: si schianta con l'auto contro un palo della luce, ferita una donna. Notizia che poi potete, come sapete, andare a vedere anche all'interno, così come potete vedere un po' tutte le pagine di Notizie Plus. Vedete che le notizie le avete un po' di tutti i tipi, di tutte le province, quindi potete seguirli per tutto il resto della giornata. È tutto anche per oggi, a domani.